Conoscere il mercato, rivedere e migliorare i processi aziendali, approfondire le competenze su norme, contratti e aspetti fiscali legati all'export. Ecco alcuni dei temi che presto saranno oggetto di corsi formativi e attività di supporto consulenziali, opportunità finanziate dalla Regione Veneto attraverso il Fondo Sociale Europeo per dare nuovo slancio alle nostre imprese. Il Cesar, facendo leva su un bando della Regione Veneto che, con l'obiettivo di rilanciare l'impresa, destina risorse per migliorare le conoscenze e la capacità gestionale all'interno delle aziende, sta avviando percorsi di formazione, assistenza e consulenza che andranno a toccare svariati temi. Confartigianato, attraverso la sua struttura di formazione e sviluppo, vuole così essere ancora più vicina ai propri associati per aiutarli ad adeguare struttura e organizzazione aziendale alle nuove esigenze dei mercati. I percorsi di formazione che noi andremo ad attivare grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo servono soprattutto a rilanciare l'impresa veneta, nello specifico l'impresa artigiana, e andranno ad incidere sui processi di innovazione e di riorganizzazione delle imprese artigiane. I temi, come vengono anche indicati, sono quelli del passaggio generazionale, su cui stiamo puntando in collaborazione anche con l'università, le università venete, poi in particolare quello che riguarda i processi della riorganizzazione, della caccia agli sprechi nelle imprese, con la lean organization, la lean e la produzione, e non da ultimo quello che riguarda i processi di implementazione dei sistemi di qualità nelle imprese, dove le aziende artigiane stanno investendo ormai da molti anni, soprattutto quelle che esportano. La cosa interessante di questi percorsi formativi è che accompagnato al percorso di formazione c'è anche la possibilità di avere, concedetemi il termine, il cosiddetto manager in affitto o comunque momenti di accompagnamento e di consulenza personalizzata. Quindi i percorsi sono dei percorsi, delle consulenze personalizzate per le imprese che ne facciano richiesta. E tutto questo gratuitamente. E tutto questo gratuitamente. Dunque un servizio importante che aiuterà gli imprenditori ad individuare, con l'aiuto di esperti, le possibili aree di miglioramento della propria azienda e quindi i necessari correttivi. Per informazioni e adesioni rivolgersi al Cesar.